Buon pomeriggio da Legge Falqui, le immagini sul Virgilio Borgo di Selargius. Oggi viviamo insieme due finali, la Ultra e la Master del campionato interprovinciale Libertas, campionato amatori. Si comincia con la finale della categoria Ultra, protagonista il Monserrato Fledivani, alla vostra destra in divisa verde, Calazeta Vetreria Arte Glass invece alla vostra sinistra in maglia rossa con pantaloncini e calzettoni bianchi. Vediamo chi gioca. Palla che si abbassa pericolosa, colpo di testa. Forse questo sarebbe stato autogol. Anche perché abbiamo anche 65 in campo, tanti del 60. Quindi insomma c'è tanta varietà di età in campo. Cross interessante secondo palo, palla che scorre, tutto buono, conclusione forte che va sul fondo. Più teso il cross stavolta, toccata da Medda, ancora fuori, attacca dietro, conclusione così, poi Biondi ci mette il mancino alla fine. Se la cava Calazetta ancora. Fallo su Farci, non secondo a Medda. Si tocca ancora, Farci gioca, allora Calazetta che parte in un 2 contro, anzi 3 contro 3. C'è spazio, finta nella di rigore. Può anche arrivare alla conclusione del vantaggio. Va avanti il Calazetta 1-0. Stava facendo tutto il Monserrato in ripartenza. Il gol di Roberto Ambo che poi ha fatto tutto da solo. Avanti il Calazetta 1-0. Però nonostante i 4 in barriera si può calciare in porta da quella posizione. E infatti Biondi ci prova a farla girare, non gira abbastanza e Anella dice che per adesso va bene, velocemente linea alla regia, tra poco con il secondo tempo. Vediamo se va direttamente tiro. In porta! Che gol per l'1-1! Non era rigore, nessun problema. Punizione all'incrocio, nulla da fare per Mattia Lecca. In 2 su di lui, cross suo, secondo palo, interessante ma bello anche l'anticipo. Poi Farci gioca verso Biondi, al volo, il pallone va sul fondo, ci ha provato Biondi, subito fa la guerra, sembra giocare sulla fascia. Questo attaccante a livello professionistico, adesso può provare a metterlo in mezzo, lo fa, è molto buono! E Pili se l'è divorato questo. Calmedda. Buono pallone, tutto buono, regolare e se l'è mangiato, in questo caso Peloso. Cross lungo di Biondi, di testa attraversa gol! Il gol di Falaguerra che porta avanti il Monserrato, che avanti in rimonta. Pescato perfettamente sul secondo palo. Non c'è più tempo. Monserrato Fledivani vince il 33esimo campionato interprovinciale Libertas della categoria Ultra. La festa adesso del Monserrato. Con premiazioni che dovrebbero essere terminate.